Dopo un'articolata indagine, i militari della Guardia di Finanza di Venezia hanno sequestrato oltre 1 milione di euro tra contanti, conti correnti immobili, terreni e quote societarie al titolare di un'agenzia turistica cinese. I suoi connazionali in visita a Venezia venivano accompagnati da Mestre, dove alloggiavano, al Tronchetto. Da lì, durante la giornata di visite, condotti dalle guide in alcune attività commerciali convenzionate, come ristoranti, vetrerie o negozi di lusso. Il meccanismo truffaldino ha permesso al cinese di intascare in nero oltre 2 milioni di euro in 2 anni. C'era una specie di accordo tra l'agenzia e le varie attività del centro storico. Io ti porto i miei clienti, tu mi dai una provvigione su ogni transazione. E per ogni acquisto effettuato da un cliente cinese, il titolare dell'agenzia intascava una percentuale, non dichiarata al fisco ovviamente. Durante la perquisizione disposta in una delle abitazioni dell'uomo è stata ritrovata una pendrive contenente una serie di prospetti sugli acquisti mese per mese, con le varie percentuali e i ricavi. Al termine degli accertamenti, i finanzieri hanno ricostruito un giro d'affari d'acquisti in esercizi convenzionati di circa 31 milioni di euro, a fronte dei quali l'agenzia ha incassato in nero oltre 2 milioni.